Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi parlerò di una cosa molto particolare che pochi conoscono o magari hanno sentito nominare e non sanno praticamente cos'è. E sto parlando del il cerchio magico di Salomone. A cosa serve e praticamente quando si usa e chi lo usa generalmente. Allora, generalmente la gente pensa, andando su internet, seguendo i vari social di ogni sorta, che basta fare, leggendo praticamente le istruzioni molto velocemente su questi social, basta fare invocazioni, evocazioni e quant'altro, e poi questi geni, queste forze si sottomettono al volere dell'ufficiante o del mago, perché chiaramente su internet praticamente leggono 3 pagine del web o sul cellulare o sul computer o anche in web tv e praticamente tutti si sentono maghi. Come già detto in altre pillole, voi dovete pensare che solo 100 anni fa la gente era analfabeta e praticamente c'era un mago vero su 1 milione di persone, e quindi rapportato anche oggi è vero che noi possiamo, come si suol dire, leggere le cose, leggere alcune procedure, però dobbiamo tenere presente sempre che è una materia per pochi ristretti e per gente che nelle varie altre incarnazioni chiaramente ha avuto accesso a queste conoscenze, e quindi di conseguenza, anche se il web in un certo senso ha livellato un po' certi concetti, certe conoscenze, rimane sempre una materia per pochi e per gente con un'attitudine in quella direzione. Quindi molti che si improvvisano a fare rituali, e lo dice bene anche nel suo libro la famosissima Alexandra Rendel, in un capitolo in cui parla di gente che aveva giocato con certe tavolette per richiamare degli spiriti e poi sono stati infestati. Ecco, quando succedono queste cose qua, la gente praticamente non si rende conto che apre delle porte e che praticamente vengono invasi proprio perché non hanno nessun tipo di cognizione di difesa. La cosa più importante quando uno entra nel settore o nel campo della magia, dell'esoterismo o dell'occultismo, è riuscire a capire subito che la prima cosa è difendersi, e non lo ripeterò mai abbastanza che la prima cosa importante è difendersi e umiltà di riuscire a capire i propri limiti, perché finché si parla di radionica, radiostesia, passa ancora, perché basta fare un cerchio di fuoco ogni sera e un ovetto colorato, di viola, luminoso, dorato, chiamatelo come vuoi, basta seguire le istruzioni del vostro Marietto Veneziano e la cosa può diventare molto semplice, non c'è nessun tipo di pericolo, perché praticamente è una energia che esiste, questa onda di forma, ed è come accendere praticamente la luce, no? Quindi se uno praticamente fa il suo ovetto colorato e si mette dentro un circuito radionico di difesa, resta difeso. Ma quando si incomincia a parlare di astrale, di geni, di forze, insomma, planetari, io parlo ad esempio, per fare anche un semplice sigillo che chiaramente deve essere consacrato e deve essere valorizzato con i geni o con le forze planetarie, è chiaro che ci vogliono delle protezioni importanti. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire praticamente che la gente, quando ad esempio, faccio un esempio semplice, l'altro giorno una signora mi ha contattato perché aveva visto su un sito web un sigillo, sapete, di quelli che vendono online, no? A poco prezzo. Chiaramente quello non ha nessun tipo di valore, è un sigillo vuoto che non è consacrato a persone, è la stampa, no? Lo vendevano a un prezzo spropositato, ma non aveva nessun tipo di valore e non aveva al massimo potrebbe essere usato come talismano, proprio leggero, perché dentro quella forma di disegno rappresenta un'egregora, ma tutto lì. Voi dovete quindi capire che quando si inizia un'operazione di, in un certo senso, richiamare dei geni, la prima cosa che bisogna fare è avere la protezione, e la prima protezione che viene, a parte l'ovetto e il cerchio di fuoco, è proprio il cerchio, uno dei più famosi, quello salomonico, e quindi metto in sovraimpressione il disegno di quello salomonico.
triangoli e sopra il triangolo. Ma questo triangolo che voi vedete sopra in questo disegno, che cosa rappresenta? Questo è la base, cioè è dove i geni sia buoni che meno buoni, ma di solito solo quello meno buoni, vengono chiusi, incatenati dal mago o dall'esoterista. Quindi se voi già non avete questa base, questo è solo un disegno, ma voi vi dovete rendere conto che nella realtà un disegno così bisogna o stamparlo o disegnarlo per terra, e quindi bisogna avere un posto consacrato anche per fare le minime cose, anche per poter fare un semplice sigillo planetario. Minimo ci vuole questa base, perché sennò le persone che si attivano a fare sigilli a destra e a manca vengono invase da queste forze planetarie, e alcune volte non arrivano le forze planetarie, ma arrivano dei geni molto 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 furbetti e bugiardi. Quindi per essere sempre al riparo, guardate bene questo disegno in sovrappressione, bisogna avere questa struttura solamente per iniziare ad abbozzare un inizio di cammino nell'occultismo o nell'esoterismo. E poi chiaramente bisogna essere anche delle anime pure, preparate, e bisogna avere anche un corpo, certo che se uno, faccio un esempio, se uno fuma tantissimo, mangia carne, e insomma fa un po' di bisboccio alla sera, beve alcol, chiaramente non penserete che un genio vibrazionale di una sfera alta si avvicini, perché quando si comincia a chiamare delle entità, a evocare delle entità, queste più noi siamo vibrazionalmente alti e più questi si avvicinano, più siamo vibrazionalmente bassi, cioè lordi, sporchi, di energie tipo carne, cioè che chiaramente richiamano vibrazioni di morte, e chiaramente più si avvicineranno geni di livelli bassi vibrazionalmente parlando. Quindi è chiaro che senza questo cerchio che si disegna praticamente a terra già partiamo col piede sbagliato, perché in questo cerchio l'utente, cioè il mago o l'esoterista o l'ufficiante, praticamente acquisisce le forme vibrazionali del creatore, e chiaramente il genio dentro questo cerchio non può venire. Bene cari amici, questa è una piccola pillola che vi do per capire che non si scherza, perché in alcuni gruppi leggo delle cose che mi fanno pensare che la gente sottovaluta certe energie e certe vibrazioni e le prende sotto gamba. Quindi cari amici, adesso il vostro Marietto Veneziano vi ha detto abbastanza per questa pillola, ne parlerò in modo più dettagliato e approfondito in futuro. E finendo qui vi chiedo di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al canale di Indegarda del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.